Eccoci, buonasera a tutti. Cantina nuova oggi? Eh sì ragazzi, eccoci qua. Stiamo parlando di Carpanese. Come sapete, parte del mio lavoro è ricercare nuovi produttori. E questa volta abbiamo trovato un microproduttore, cioè, i modi per trovare i produttori sono vari, comunque vabbè, insomma, per varie conoscenze, vari giri, insomma abbiamo trovato questo microproduttore nella metropoli, no scherzo, in provincia, nel comune di Povoletto, a Bella Zoia, quindi zona nord dei Colli Orientali del Friuli, abbiamo trovato l'azienda vinicola Carpanese, produce 4 vini, Cret rosso, annato 2022, bevuto l'altra sera, molto interessante, da uve Merlot e Refosco e altri autoctoni. Un verduzzo in tarda, verduzzo friulano da vendemmia tardiva, vendemmia da novembre, interessantissimo perché non è stucchevole. Due bianchi, base Toccai, io li ho assaggiati 15 giorni fa per voi, due terreni totalmente diversi, un terreno a base scheletro, il Toccai friulano Grivò, vicinissimo vigneto vecchio, no, proprio vecchio, cioè siamo andati a vedere vigneti con Giovanni, adesso vi racconto, insomma, arrivo fra un attimo. Vigneto vecchio, 70 anni, 80 anni, probabilmente forse anche di più, vicino a Torrente Grivò, scheletro, Toccai friulano, Toccai giallo principalmente, da terreno di Ponca, Comunai, sempre base Toccai friulano. Etichetta bellissima, tutta in rilievo, Carpanese molto semplice, Carpanese, Comunai bianco, Carpanese, Grivò bianco, sopra c'è disegnato il simbolo del terroir inteso come la francese, retro etichetta classica, vitigno che è imbottigliato, siccome è una micro vinificazione non vinifica da lui, vinifica dove lui lavora. Un ragazzo che ha esperienza comunque di vinificazione sia convenzionale, sia naturale, sia biologico, biodinamico, grandissima attenzione alle vigne. La prima bella cosa è che siamo andati a visitare le sue vigne. Sono tutti micro vigneti piccoli, sparsi un po' in varie zone, appunto, attorno anche a Faedis. C'è anche un vigneto nuovo che ho preso in gestione da pochissimo, che è gestito malissimo, ma sono sicuro che visto gli altri vigneti lui lo porterà a un livello alto perché è una grandissima, grandissima cura e passione del lavoro in vigna Giovanni, bravissimo ragazzo proprio, guardate. E oggi assaggiamo insieme questo Tokai, scusate ma lo verso da qua, l'ho aperto ieri sera, l'ho già assaggiato l'altro giorno. Mi ha detto che qua è un mix di cloni di Tokai, anche qua si parla sempre di vini vecchi, sono tutte vigne vecchie che lui recupera, colore bellissimo. La vinificazione dei due Tokai è identica, tutto uguale, l'affinamento è in botti di rover e barrique usate di rover francese, i vini sono completamente diversi. In entrambi i vini, avendo un po' di esperienza, si sente, ok, si sente l'affinamento in legno che ha classico, però non è fastidioso, i vini sono appena usciti in commercio, quindi è chiaro che un po' il legno, ma non si sente la vaniglia del legno, attenzione, si sente che il vino, avendo esperienza, ha fatto un affinamento in legno. In entrambi i vini si sente molto al naso il Tokai giallo, il profumo di fiori, il profumo di frutta pasta bianca, pesca bianca, fiori, bellissimo. In bocca è secco, pieno, ampio, grandissima pulizia, ecco, grande, in entrambi i vini, grande, grande pulizia. Facile mettere in carta vini i soliti vini. Questi sono i vini da mettere nelle carte vini. La produzione è 4-5 mila bottiglie, non ce n'è per tutti, lo so, ma questo è un grandissimo piccolo produttore, secondo me ne sentiremo parlare perché è veramente, veramente bravo. Questo che è bello secco, il finale abbastanza lungo, non lo voglio però pieno, pulito. Ti invoglia un altro sorso, 13 gradi e mezzo il Comunai, 13 il Grivò, e questa è la leggera differenza. Il Grivò è più buono ancora, secondo me, più complesso e più buono ancora, è più strutturato, sicuramente. Non lo apro perché sennò tocca sempre bere, vabbè, non è che, però scherzo.
è una battuta. Comunque, un'azienda interessante, la visita ai vigneti sta bellissima, lui è molto bravo e i vini sono molto buoni. Se avete occasione li trovate nelle carte vini, so che sarà difficile, magari li trovate solo in Friuli, provateli perché questi due bianchi sono buoni, veramente tanta roba. Del rosso l'ho bevuto l'altra sera, molto interessante, mi riservo di dirlo ancora. Questo è il Merluzzo friulano, è aperto da un po', però c'è un sentore di ficco molto interessante. Anche qua, come detto, non è stucchevole, è bello, piacevole. È un vino che con certe preparazioni culinarie secondo me ci sta benissimo. Non parlo di dolci, non parlo di dolci, però non parlo magari possiamo parlare di foie gras, sì, questo qua ci starebbe benissimo secondo me. Col foie gras è un bellissimo friulano, molto interessante. Non lo produce sempre, solo quando l'annata lo permette, perché il Verduzzo è un vino molto particolare, l'ho spiegato la settimana scorsa nella degustazione del Verduzzo macerato. È molto molto particolare, è pronto quando decide lui. Qua la vendemmia è tardiva, siamo a novembre, quindi molto da tenere, comunque da tenere d'occhio, perché anche questo Verduzzo secondo me dice la sua. Non è, dimenticatevi un vino dolce, questo è piacevolissimo. Io non amo troppo i vini dolci, questo è piacevolissimo. Un vino, ho già in testa cosa abbinarlo, ma non ve lo dico perché farò una degustazione con questa cosa, poi ne parleremo. Adesso non vi dico cosa vorrei abbinare, però è una cosa stranissima e bellissima e sono convinto che potrebbe essere una cosa fighissima. Bello, bello, bello. Bello, bravo Giovanni Carpanese, continua così, continua a curare i vigneti, è bellissima. I vini, quando porti le uve sane in cantina, le uve belle in cantina, se non fai casini, sì, fermentazioni spontanee, nessune aggiunte, c'è solo un po' di solforosa, forse un po' di benzonite per chiarificare, ma nessuna schifezza varia aggiunta dei vini, produttore naturale, c'è proprio bel produttore. Io non posso che augurarvi cin cin e dirvi buona giornata. Ciao ciao!